Dopo la morte della maestra Francesca, mamma di 2 bambine a causa di un incidente ieri sulla Romea, il sindaco Armelao si ripropone di chiedere un incontro con il ministro alle infrastrutture Salvini e con la Regione Veneto per discutere in maniera seria sul tema Romea, valutando possibili interventi per renderla maggiormente sicura. Il sindaco chiederà se c'è la fattibilità di allargare la sede stradale in alcuni tratti o quella di creare un percorso alternativo all'attuale statale. Ribadisce comunque che gli incidenti non accadono per colpa della strada, ma molte possono essere le cause di un sinistro. Nonostante ciò è palese che la strada statale 309 Romea sia ora attualmente inadeguata al flusso di traffico che la percorre, composto da vetture e da mezzi pesanti. Ora come ora non c'è margine d'errore da parte di chi si trova al volante, sono errori che rischiano di costare caro. Le considerazioni del sindaco non si riferiscono a un incidente in particolare, ma si tratta di una valutazione a mente fredda per riportare attenzione su questa statale, che lui stesso ha definito in più occasioni la strada della morte. Bisogna parlarne seriamente, ribadisce, in quanto è una statale che miete continuamente vittime. Ora si cercherà di interloquire con i comuni che si appoggiano su questa strada, nel tratto da Marghera a Ravenna, per redigere un documento unico da inviare al governo e alle regioni interessate. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso.